Smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Tablet dal tuo store o dal sito. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, proprio noi che spesso ci riserviamo la libertà, che d'altronde abbiamo nel nome, di criticare il governo, la nostra area politico-culturale di riferimento, quando magari li giudichiamo troppo timidi rispetto a quella che è una classica agenda di centrodestra, stasera dobbiamo dire brava Giorgia e bravo Matteo, perché siete stati coi piedi piantati nella realtà. Oggi, che era una giornata importantissima, la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, la premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, hanno affrontato il tema coi piedi piantati nella realtà, che poi a pensarci è la definizione forse più corretta, più azzeccata di quello che dovrebbe essere una politica conservatrice, un sano conservatorismo nazionale, cioè tenere appunto i piedi nella realtà e non nelle costruzioni ideologiche, nei progetti a tavolino di società o nelle tesi a tavolino che piacciono alla gente che piace, che sono invece l'essenza della contemporanea sinistra woke. Mi riferisco a due dichiarazioni che hanno fatto appunto Salvini e Meloni su questa giornata, che oscillano, scusate, tra il tautologico e il sacrosanto, e per i quali invece sono nell'occhio del ciclone della suddetta gente che piace. Matteo Salvini stamattina ha condiviso un post riepilogando purtroppo alcune donne vittime di violenza, sopraffazione e proprio femminicidio da parte di maschi. La prima in testa era Saman Abbas, 18 anni, uccisa da genitori e dallo zio cittadini del Pakistan. Non so perché questa serie di tragici dati di cronaca ha molto scandalizzato le anime belle, cioè sembra che ricordare vittime non di maschi bianchi ma di clan familiari guidati nella loro azione omicida da una visione tradizionalista dell'Islam sia un problema. Comunque, al di là della lista purtroppo solo alcune di donne che hanno dovuto soffrire questa piaga, a un certo punto Salvini scrive: difendere le ragazze significa però anche riconoscere l'inevitabile e crescente incidenza degli aggressori stranieri. Un dato preoccupante che non sminuisce in alcun modo i casi italiani, ma evidenzia le pericolose conseguenze di un'immigrazione incontrollata, spesso proveniente da paesi che non condividono i principi e i valori occidentali. Beh, insomma, diciamo, ecco il clan che ha studiato e effettuato il femminicidio di Saman Abbas, possiamo dire tranquillamente che non condivideva principi e valori occidentali. Comunque nel pomeriggio lo scandalo raddoppia perché arriva anche la premier, la quale tra le altre cose ha detto: adesso verrò definita razzista, ma c'è un'incidenza maggiore, purtroppo, nei casi di violenza sessuale da parte di persone immigrate, soprattutto illegalmente. Perché chiaramente quando non hai niente si produce una degenerazione che può portare da ogni parte. Quindi, come dire, anche attutito questo dato con una spiegazione più genere usata dalle stesse anime belle, ma se la usa la Meloni ovviamente non va bene. E ovviamente sui social, nei talk, insomma, figuriamoci sui giornali di domani, già ci figuriamo lo scandalo del bieco governo sovranista che associa il tema dell'immigrazione a quello della violenza sulle donne. Questa associazione purtroppo la fanno anche quelle realtà refrattarie all'ideologia che si chiamano numeri, cifre, dati. I dati più recenti disponibili del Viminale, riferiti al 2023,
prendo solo i più salienti. Gli stranieri sono il 27% dei responsabili di femminicidi, il 18% dei responsabili di atti persecutori, il 28% dei responsabili di maltrattamenti in famiglia, il 43% dei responsabili di violenze sessuali, il 43% dei responsabili di sfregi al viso della vittima, il 31% dei responsabili di revenge porn. Parliamo del 9% della popolazione. Quindi è evidente che c'è un'incidenza superiore, soprattutto in proporzione rispetto alla quantità della popolazione straniera in Italia, c'è un'incidenza maggiore da parte di cittadini immigrati, spesso immigrati probabilmente illegali o clandestini o irregolari, sui reati di questo tipo. Lo dice la realtà e quel suo grado zero che è l'aritmetica, non c'entra nulla l'ideologia, anzi l'ideologia è quella che nega la realtà dell'aritmetica. Questo vuol dire che c'è una gigantesca questione culturale che bisogna tenere presente a maggior ragione nella giornata di oggi. Tra l'altro oggi siamo felicissimi, per esempio, che 2 femminicidi italiani, perché ne esistono e ampiamente, siano stati uno condannato all'ergastolo in Pignatello e per uno invece Turetta è stato chiesto l'ergastolo, perché per noi è l'unica pena possibile, valutabile, minimamente degna per reati del genere. Ma poi c'è la questione culturale. La questione culturale riguarda fette di popolazione, non singoli criminali che non condividono la nostra idea della donna, culture per le quali la donna è inferiore ontologicamente, che provengono da paesi dove la donna, magari se non esce velata, viene aggredita dalla polizia morale islamica e le viene sfracellato il cranio. Questa contraddizione culturale si riverbera sui dati che dicono, come hanno detto Meloni e Salvini, che c'è un'incidenza maggiore. Questo mi spiace, ma è così, e proprio oggi, proprio nell'interesse delle donne, è un dato di cui dovremmo tenere enormemente conto. Grazie a tutti, a domattina.